vieni qua cane, guarda, non mi sono neanche vestito bene per la festa che c'è tutta la gente che mi guarda. Finalmente è partito il primo festival di teatro di figura a San Benedetto Po, il titolo è intitolato La Fiuma, un bellissimo nome, già ieri è stato un ottimo successo, nel senso c'è stata tanta gente, gli spettacoli sono molto particolari, belli, diversi nelle varie tecniche del teatro di figura, quindi burattini, marionette, ombre, pupazzi, insomma chi più ne ha più ne metta, e quindi è un'ottima occasione per vedere veramente da vicino il mondo del teatro di figura. Questa qui è la casa del burattinaio che gestisco, mi è stata data dal comune in gestione, in pratica. Io ci ho pensato dentro questa cosa, che è la casa del burattinaio, è il mio laboratorio ed è un luogo anche dove faccio spettacoli. Adesso per esempio faccio entrare il pubblico e facciamo uno spettacolo sul teatro di figura dove spiego le origini del teatro di figura. E i bambini si emozionano tantissimo di fronte alle animazioni, ma anche gli adulti, perché c'è un momento in cui, quando questo lavoro è fatto bene, in cui l'adulto si lascia andare e vede l'oggetto anche senza l'animatore dietro, e quindi in quel momento lì dove l'oggetto, anche che si sa che è animato, però apparentemente si muove di una vita propria, questo crea uno stupore e una meraviglia anche nell'adulto particolarissimi. Insomma, non ci si può non emozionare di fronte a queste opere d'arte in movimento, ecco. Questo spettacolo, noi siamo una compagnia di teatro di figura e portiamo uno spettacolo che utilizza una tecnica che è nuova in Italia, perché le nostre non sono le classiche marionette a filo, ma sono marionette da polso. È una tecnica siberiana. La mia socia, che è la marionettista, appunto è allieva di questo ingegnere robotico siberiano Vladimir Zakharov, che ha inventato questa tecnica, dove appunto abbiamo queste marionette che sono una sorta di protesi robotica dell'avambraccio e che hanno occhi mobili, bocca mobili e mani articolate. Indice e medio diventano i piedini, con il pollice il movimento laterale della testa, con la falange del pollice la chiusura degli occhi, manine articolate, 8 binari di fili, flessione e estensione delle dita. Lo spettacolo è ispirato a una pittrice surrealista spagnola, Remedios Varo, che vorremmo far riconoscere anche al pubblico italiano, visto che appunto in Italia non è molto conosciuta. Per me il posto è nuovo, il posto è bellissimo, siamo contentissime di essere qua e grazie a Matteo Rebecchi e Giorgio Gabrielli che ci hanno dato questa possibilità.